Musica, danza e immagini, tre mondi che si incrociano e mandano un messaggio fortissimo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E per renderlo ancora più incisivo questo messaggio si sono uniti l'amministrazione comunale di Rosà, l'ente di formazione professionale Irigem, la scuola di danza Casa Danza, la scuola di musica La Nota, i Carabinieri e tante altre associazioni locali. L'unione fa la forza, insomma, e la condanna della violenza si fa più forte. E per comunicare meglio queste emozioni, ecco un video con la giovane ballerina Rachele Bosa, accompagnata dal suono del violino di Veronica Zuleta. Lo scopo è richiamare la paura, la disperazione, la solitudine delle donne vittime di violenza. La danza termina con un gesto simbolico, la mano che si chiude in una richiesta d'aiuto, alla quale è l'intera comunità a rispondere, rappresentata da tante donne diverse che circondano la ballerina in un abbraccio simbolico per sottolineare la necessità di una rivoluzione culturale, per un cambiamento che fermi un fenomeno che non accenna a diminuire e che colpisce indistintamente in tutte le culture e in tutte le classi sociali.